Attenzione, il vostro applauso, quest'ultimo richiamo che ho sentito di dover esprimere, non induca ad alcuna autoindulgenza. Non dico solo i corresponsabili del diffondersi della corruzione nelle diverse sfere della politica e dell'amministrazione, ma nemmeno i responsabili di tanti nulla di fatto nel campo delle riforme. Un nulla di fatto sulle riforme, Napolitano bacchetta tutti, è una strigliata di orecchie verso tutti i politici. Ma tra grandi elettori marchigiani, Vittoriano Solazzi ha letto nel discorso del Presidente qualche riferimento al Partito Democratico. L'intervento di Napolitano da questo punto di vista è stato assolutamente netto, perché ha avuto la forza di rimproverare a tutti i partiti di non aver accolto il grido che lui da più di un anno lanciava ai partiti dicendo che alcune riforme era urgente farle. Non è stato ascoltato. Tutti l'hanno definita una pagina triste, quella che ha visto il Parlamento incapace di trovare un nome nuovo condiviso per il Presidente della Repubblica. Parole dure anche dal Presidente Spacca dopo il mancato voto a Prodi. Proposte come Presidente della nostra Repubblica su cui si esprimono delle valutazioni che poi non corrispondono al voto. Questo dimostra perlomeno immaturità, ma credo anche cinismo e anche un po' di tradimento. Credo che questo non appartenga non alle logiche della politica, ma del rispetto tra le persone, ecco. Ora cambiano gli scenari politici e nel PD si fa autocritica. Parlo del PD in termini anche molto schietti, molto franchi, al di là dell'anagrafe, dei giovani, di quelli più esperti, quelli più anzianotti, insomma. Penso che abbiamo commesso degli errori di impostazione e anche di linguaggio. Il tema del rinnovamento è centrale, lo è sempre stato e di più magari in questi anni, in questi periodi, però alcuni termini come rottamazione, via tutti, largo ai giovani, sono messaggi molto importanti, ma che se sono scollegati fra di loro, cioè se ci sono generazioni scollegate, si stronca, si taglia un filo conduttore, non andiamo da nessuna parte. Nelle Marche c'è in atto una verifica di metà mandato, diciamo per varie questioni, che non si intrecciano necessariamente con quello che è successo a livello nazionale, che secondo me comunque è stata una brutta pagina della politica dal mio punto di vista personale e che ha aperto un dibattito all'interno del Partito Democratico nazionale che porterà al congresso nazionale del partito. Per cui è evidente che questo aspetto intreccerà anche il dibattito del PD regionale, però al contempo esiste un altro dibattito del PD regionale che invece è quello che riguarda la situazione in regione, all'interno delle forze della maggioranza e della verifica del programma di metà mandato. Una verifica di metà mandato o una serie di correnti interne che non dialogano anche nel PD regionale? La dimostrazione di una sorta di scollegamento c'era stata con il voto dei grandi elettori. Il PD avrebbe dovuto votare, in base ad accordi interni, Mirko Ricci e il presidente Spacca, e invece c'è stata una defezione all'interno della maggioranza. Abbiamo registrato questo buco, insomma, nel consenso del presidente Spacca, ma abbiamo recuperato subito dopo in maniera abbastanza chiara, convergendo alla seconda votazione tutti sul presidente Spacca con 23 voti. È stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, come il punto su cui riparte anche un'esigenza di verifica di maggioranza, ma non fine a se stesso, insomma è un problema, come dire, un acceleratore, un innesco di una necessità di ridiscutere un po' le cose, non certamente discuteremo del fatto in sé che è stato già accantonato. Il PD è spaccato? Spaccatura interna del PD mi pare una cosa inverosimile, non mi pare proprio un partito che dà dimostrazione di essere assolutamente unito, compatto. Diciamo, ci sono al suo interno, come si diceva un tempo, i diversi modi di opinare che si confrontano, ma insomma dire che è spaccato mi pare un'esagerazione. Ma no, non c'è una spaccatura del PD marchigiano, c'è un rapporto che c'è tra il gruppo del Partito Democratico in regione, altre forze di maggioranza e l'ufficio di presidenza. Questo è stato il tema che è stato al centro, come dire, delle problematiche relative
all'elezione dei grandi elettori. Martedì 30 aprile il vertice di maggioranza. Lì si scontreranno le voci diverse del PD, bersaniani e renziani e dei partiti che fanno parte della maggioranza in regione. Obiettivo: un rimpasto condiviso.